chi avanza dalla pubblica amministrazione non paga i propri fornitori, che non riescono a pagare i fornitori dei fornitori. Alla fine chi ci rimette è chi lavora. Rabbia e delusione da parte di Confindustria Veneto per lo stallo del decreto sui debiti commerciali della pubblica amministrazione. Il niente di fatto di ieri lascia molte imprese nel baratro. Dei 40 miliardi scongelati dal governo sono almeno 4 quelli che potevano essere destinati alla nostra regione, una cifra considerevole che poteva risollevare le sorti di molte aziende in difficoltà. Molte aziende sono in sofferenza e proprio dall'incasso delle partite di cui sono creditrici dello Stato potevano trarre opportunità per poter partire, per poter investire, per poter lavorare, per poter pagare le materie prime. 40 miliardi di euro da erogare in 2 anni per saldare almeno parte dei 91 miliardi totali di disavanzo. 40 miliardi che restano blindati nelle casse degli enti locali. La reazione dei piccoli imprenditori è furiosa. Noi diciamo si paghino questi debiti con procedure semplici e automatiche, intanto facendo una compensazione con l'F24 tra ciò che le imprese devono allo Stato e ciò che lo Stato deve alle imprese. IVA, IRPEF, INPS, tasse che le aziende potrebbero non pagare secondo la CNA per compensare il debito della pubblica amministrazione.